ma seguirlo con gioia. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. Ed ecco, in quello stesso giorno, 2 di loro erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?» Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme? Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?» Domandò loro: «Che cosa?» Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo. Come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto». Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?» E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore, mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture?» Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 11 e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone». Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo.
cari fratelli e sorelle, non sarà proprio breve la riflessione del Vescovo, un po' più lunga di questo breve, ma speriamo non troppo. Abbiamo scelto di ascoltare in questo momento di preghiera con cui iniziamo il nuovo anno pastorale, abbiamo scelto di ascoltare il brano di Luca 24, proprio quel brano che poi troverete commentato e approfondito nel testo che vi è stato consegnato e sarà contenuto anche nel testo del piano pastorale che fra poco vi verrà dato e che la nostra Nicla ha scritto nell'icona che poi presenterà, che è la copertina anche. Non mi fermo quindi ad anticipare tutto quello che è scritto, riservandolo alla lettura di ciascuno, ma insieme anche dei gruppi e delle comunità parrocchiali, come sarà spiegato più avanti. Nello stesso tempo non ritengo neppure di dire altre cose aggiungendo riflessioni ulteriori, mi limito a richiamare alcuni punti e a sottolineare. Anzitutto questo. Abbiamo scelto questo brano di Emmaus, come sarà spiegato anche fra poco, perché in esso si possono scorgere senza nessuna difficoltà i 4 momenti di ogni nostra celebrazione eucaristica: l'accoglienza, l'ascolto della parola, la liturgia più specificamente eucaristica, consacrazione, comunione, e la missione. E dal momento che quest'anno, come spiegheremo fra poco, ci fermeremo ancora sulla celebrazione dell'Eucaristia come luogo di ospitalità, perché questa sarà la prospettiva, abbiamo scelto questo brano che ci sembra particolarmente illuminante. In vari documenti del Magistero di questi anni questo brano è stato riconosciuto senza grande fatica come rappresentativo delle nostre celebrazioni eucaristiche. Possiamo farlo quindi anche noi. Mi fermo, dico, su alcune sottolineature. Anzitutto quella scena iniziale che abbiamo ascoltato. Mi ha sempre colpito questo gesto di Gesù che, dice Luca, si avvicinò e camminava con loro e chiede: che cosa sono questi discorsi che state facendo? E tra l'altro, preparandomi, mi sono accorto che domenica prossima nel Vangelo Gesù dirà ai suoi discepoli qualcosa di simile. Di che cosa stavate discutendo lungo la strada? Che cosa sono questi discorsi che state facendo? Gesù si interessa dei nostri discorsi, dei discorsi dei suoi discepoli. E quel punto che mi ha sempre colpito è proprio questo: Gesù si interessa dei nostri discorsi. Gesù ci domanda che discorsi stiamo facendo lungo quella strada che è la nostra vita. Qui dico un aspetto autobiografico. In passato il mio approccio a questo gesto di Gesù che chiede che discorsi stiamo facendo lungo il cammino, il mio approccio era prevalentemente, lo chiamerei morale, non sbagliato, morale. Sottolineavo il fatto che Gesù entra nella nostra vita, nei nostri discorsi con la sua parola, che come spada a doppio taglio, secondo l'immagine della lettera agli Ebrei, giudica e taglia ciò di cui noi discorriamo, ciò a cui noi andiamo dietro. Ed è certamente un aspetto vero, perché solo Dio sa quanto spesso i nostri discorsi avrebbero bisogno di essere giudicati e a volte anche bastonati. Con il passare degli anni, però, il mio approccio a questo gesto di Gesù è diventato, se posso dire così, più evangelico, proprio etimologicamente evangelico, comprendendo che quel gesto è buona notizia, è Vangelo, buona notizia. Quel gesto è una notizia consolante, il che non vuol dire deresponsabilizzante, ma vuol dire che contiene una bella notizia, un gioioso messaggio.
quello di Gesù, cioè è un gesto che non è anzitutto portatore di una minaccia, ma un gesto che porta amore e accoglienza. Tu sei accolto e ospitato con quello che tu porti nel cuore. Non ti viene fatto un processo per quello che sei, per quello che provi in questo momento nella tua vita. Il Signore, e noi in suo nome, dovremmo dire così in ogni celebrazione eucaristica, ti diamo il benvenuto, ti accogliamo, ti ospitiamo gioiosamente, accolto e ospitato proprio così come sei. Questa è una bella notizia, è Vangelo. Anzitutto quindi Gesù ascolta i nostri discorsi, quelli che sono, non ci fa un processo preventivo, certo, egli ci aiuta a fare un discernimento, a correggerli eventualmente, ma anzitutto ci ascolta. Vedremo anche domenica prossima il Vangelo, no? Di cosa parlavate? Non gli dicono niente perché parlavano di chi era il più grande, tacciono. Gesù si siede, li chiama, parla con loro. Bello questo, veramente bello. Questo aspetto ha sempre di più polarizzato la mia attenzione e credo che sia ciò di cui prima di tutto noi abbiamo bisogno. Certo, dal Signore noi siamo anche giudicati, ci mancherebbe altro, stolti e duri di cuore, dice Gesù. Ma quel giudizio sarà un giudizio capace di suscitare conversione solo se ci sentiamo accolti e amati per come siamo, con le nostre fatiche, con le nostre incoerenze, con le nostre infedeltà. Accolti per quello che siamo, amati, accolti, ospitati. Assemblea eucaristica, luogo di ospitalità evangelica. E questo è il tema che ci diamo per quest'anno. Sentite, per quelli che hanno ascoltato, l'eco delle parole di Fra Goffredo Boselli, febbraio di quest'anno. Gesù quindi è uno che ascolta, uno che ci ospita, uno che ci invita ad essere comunità celebrante, ospitante. Ecco, è l'intuizione fondamentale. Poi Gesù è uno che parla. Ha parlato Gesù a lungo con i discepoli di Emmaus e ci parla proprio perché ci ha ascoltato, ci risponde a ciò che costituiva il tema dei nostri discorsi, le nostre paure, delle nostre angosce magari. E la sua parola è sempre una parola di speranza, di luce, di vita, certo anche di invito alla conversione. Ma dentro questa apertura alla vita e alla speranza, e proprio per questo la sua parola apre il nostro cuore e le nostre labbra alla preghiera. Resta con noi, Signore, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto. Anche alla messa facciamo proprio questo. Bisogna però che comprendiamo quello che facciamo, alla luce anche di questi stimoli che ci vengono proprio da Gesù. In terzo luogo, Gesù è uno che ci dona la sua vita. Prese il pane, lo spezzò, lo diede loro, come aveva fatto nell'ultima cena, come aveva fatto sulla croce, l'una, la prima, l'ultima cena, anticipo e simbolo dell'altra, come facciamo in ogni celebrazione eucaristica. E proprio così egli apre i nostri cuori a capire il senso della vita, ma anche il senso della morte, il senso della gioia, ma anche il senso del dolore. Ci apre gli occhi nel senso di aiutarci a comprendere anche ciò che umanamente noi vedremmo solo come negatività, perdita, morte. Alla luce dell'amore, però. Non c'è amore più grande di questo, dare la vita per le persone a cui si vuol bene. È il senso della nostra vita e della nostra morte. Infine Gesù è uno che scompare. È proprio così. Gesù è uno che scompare, non l'hanno più visto. Quasi a dire che Gesù non vuole costringerci con la sua presenza incombente, ci lascia liberi.
ci rispetta nelle nostre scelte, pur avendo acceso e fatto ardere il nostro cuore. Non ci ardeva forse il cuore mentre ci parlava lungo la via? Certo, però scompare. Ed è significativo che nel testo di Luca 24 Gesù non invia, non dice andate a Gerusalemme, scompare. E ha fatto ardere il cuore, dico, ha aperto gli occhi. Il resto viene di conseguenza, se tu lo vuoi. Senza indugio partirono verso Gerusalemme per annunciare quello che avevano vissuto, quasi a dire: se tu incontri veramente Gesù nella sua parola e nel suo corpo donato, non occorre che lui ti mandi, vai da te, senza indugio, inevitabilmente. Se non senti l'appello e lo slancio di andare, c'è da dubitare che tu abbia veramente incontrato Gesù. Forse avrai incontrato te stesso, i tuoi sentimenti religiosi, mistici magari, ma non Gesù. Potremmo dire che questa è la cartina tornasole per capire se l'incontro con Gesù c'è stato o non c'è stato, se è vero o non è vero. L'uscita, l'annuncio, l'andare, il condividere quanto si è vissuto, ognuno a modo suo, certo, la mamma a suo modo, la nonna a suo modo, la catechista a suo modo, la suora a suo modo, il prete a suo modo, il vescovo a suo modo, ma capaci di andare. Sono soltanto alcuni spunti, altri li troverete leggendo con calma questo testo, che mi pare tutto sommato facile e accessibile a tutti e nello stesso tempo anche buono e valido. Lo consegno perché vi accompagni nel cammino di quest'anno pastorale, sostenuti anche da quei sussidi, a mio avviso anche questi buoni e praticabili, che fra poco vi presenterà il vicario della pastorale, Don Martino. Ed è bello, e concludo, ed è bello che questo avvenga in un momento di preghiera, un momento in cui noi affidiamo al Signore ciò che abbiamo preparato e ciò che cercheremo di fare, convinti, come dice il Salmo, che se il Signore non costruisce la casa, invano lavora il costruttore. Se il Signore non custodisce la città, invano veglia il custode. Prolunghiamo la nostra riflessione personale unendo le nostre voci nel canto. Corpo di Gesù, mistero della croce e il sangue di Gesù, e questo pane Cristo in mezzo ai suoi. Gesù risorto e vivo,
Mistero della Chiesa è il corpo di Gesù. Mistero della pace è il sangue di Gesù, il pane che mangiamo, fratelli, ci farà. Intorno a questo altare l'amore crescerà. Sorretti e rinfrancati dall'ascolto della parola del Signore, rinnoviamo come Chiesa diocesana la nostra fede. Preghiamo a cori alterni, ci dividiamo in voci maschili e femminili, iniziano le voci maschili. Al termine concludiamo tutti insieme la parte in grassetto. Confessiamo con vera fede che tu, Gesù di Nazaret, sei il nostro unico Signore, perché sei stato crocifisso per i nostri peccati e il Padre ti ha risuscitato per la nostra salvezza nella forza dello Spirito Santo. Crediamo con cuore sincero che la tua Pasqua è stata il traguardo di un percorso breve ma intenso, quanto la tua giovane vita, per proclamare l'amore di Dio agli uomini e per riconciliarci con Lui. Riconosciamo con vivo dolore di averti rifiutato con i nostri peccati, ma tu non ci hai abbandonato in potere della morte. Hai steso le braccia sulla croce e hai dato la tua vita per noi fino all'ultimo respiro, per farci toccare con mano quale grande amore il Padre tuo ha verso di noi. Contempliamo stupiti e commossi nella tua obbedienza amorosa la presenza di Dio come Padre, che ti ha riconosciuto suo Figlio amatissimo, non ti ha lasciato nel mare oscuro della morte, risorgere nella potenza dello Spirito dell'amore e ti ha costituito Signore della vita di ogni persona, dei popoli, della storia. Accogliamo con intima gioia la lieta notizia che tu, Signore Gesù Cristo, non ti sei dimenticato di noi e ci hai ottenuto dal Padre lo stesso Spirito che ha animato tutta la tua vita fin da quando sei stato concepito nel grembo di Maria. A coloro che accolgono la tua parola e gli fai il dono di credere in te e la grazia di diventare come te, figli del Padre, per entrare nella famiglia di Dio, la Santa Chiesa, e annunciare la bella notizia del Vangelo per la salvezza del mondo. Camminiamo con fede, speranza e carità fino a quando tu verrai per introdurci nella festa del tuo regno. Vieni, Signore Gesù. Lo Spirito del Signore risorto è la nostra forza. Uniamo le nostre voci nella comune preghiera perché possiamo essere capaci di accoglierlo e di riconoscerlo presente
nella nostra storia. Insieme cantiamo. Rimani con noi perché si fa sera, con te la speranza rinasce nel cuore. Rimani con noi, Signore, con noi. Per Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado, i presbiteri e i diaconi della nostra diocesi, sostienili con la saggezza del tuo spirito. Rimani con noi perché si fa sera, con te la speranza rinasce nel cuore. Rimani con noi, Signore, con noi. Per le nostre comunità cristiane, tieni alta la qualità della vita spirituale nei pastori, negli operatori pastorali e in tutto il popolo di Dio. Rimani con noi perché si fa sera, con te la speranza rinasce nel cuore. Rimani con noi, Signore, con noi. Per noi, stretti collaboratori dei presbiteri al servizio della comunità, ravviva la ricerca della verità e del bene comune, la stima reciproca e la correzione fraterna. Rimani con noi perché si fa sera, con te la speranza rinasce nel cuore. Rimani con noi, Signore, con noi. Per chi tra noi sperimenta maggiori difficoltà interiori e pastorali, rendi feconda la preghiera vicendevole, l'amore sincero, il cammino insieme. Rimani con noi perché si fa sera, con te la speranza rinasce nel cuore. Rimani con noi, Signore, con noi. Per quanti quotidianamente vengono in contatto con noi, aiutaci a testimoniare loro che davvero confidiamo in te e siamo al servizio umile e gratuito della tua Chiesa. Rimani con noi perché si fa sera, con te la speranza rinasce nel cuore. Rimani con noi, Signore, con noi. Raccogliamo tutte le nostre invocazioni e preghiere nell'unica preghiera che il Signore ci ha insegnato e che ci è stata consegnata nel momento del nostro battesimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. O Padre, tu cammini accanto a noi e non ci lasci mai soli, di questo ti rendiamo grazie. E ti imploriamo, donaci sempre il tuo Spirito perché possiamo accogliere la tua parola e scorgere la tua presenza nel mondo. Come hai fatto in passato con i nostri padri, apri anche oggi i nostri cuori alla buona notizia che Gesù è venuto a portarci, e Lui la nostra gioia e la nostra speranza per i secoli dei secoli. Possiamo sedere. Sarà presentata ora la lettera pastorale del Vescovo. La presentazione viene preceduta dal gesto della consegna da parte del Vescovo della lettera ai moderatori e aiuto moderatori delle unità pastorali. In maniera libera, sciolta, i moderatori e gli aiuto vengano e il Vescovo consegnerà loro la lettera con il sussidio. Sì. Bene, presentiamo allora brevemente questo piano pastorale. Io presento la prima parte, come vedete in prima pagina, è scritto: esso comporta di 3 parti. Nella prima ricordo il percorso compiuto dalla nostra diocesi in questi ultimi anni e motivo e presento la scelta del tema di quest'anno pastorale. Ecco, mi pare giusto ogni volta richiamare dove siamo, perché siamo qui, perché facciamo questo passo. Lo faccio nelle pagine da 2 a seguenti, richiamo brevissimamente il testo perché non lo leggerete dopo con calma. Anzitutto dico da dove siamo partiti in questo ultimo tratto, è dall'invito pressante di Papa Francesco: leggete, approfondite l'Evangelii Gaudium. Al convegno di Firenze, qualcuno di voi c'era, ci ha dato proprio questo, noi abbiamo cercato di farlo, le parrocchie, le unità pastorali, tante realtà l'hanno fatto. Sono emerse delle accentuazioni, delle priorità, le abbiamo chiamate così, quelle che abbiamo richiamato molte volte: la gioia, la speranza, l'incontro con Cristo. Come procediamo? Tutti hanno detto restiamo dentro l'Evangelii Gaudium, non andiamo.
Però dove si incrociano questi 6 accenti, queste 6 priorità? Con i coordinatori delle vari uffici pastorali, mi sono servito del loro consiglio, ci siamo accorti che un incrocio particolarmente significativo, anzi unico, in cui queste 6 priorità si ritrovano è la celebrazione eucaristica domenicale, fonte e culmine di tutta la vita cristiana, quindi non è strana la cosa. Quindi abbiamo deciso di dedicare particolare attenzione proprio alla celebrazione dell'Eucaristia, con l'obiettivo di verificare la pratica della celebrazione eucaristica e di impegnarci a trasformarla missionariamente. Ecco allora il tema dell'anno scorso, magari non lo vedete, ma l'avete visto tutti nel manifesto, nella locandina che abbiamo distribuito, le nostre chiese, il Papa che celebra come rappresentante della Chiesa, e 6 raggi che ricordano queste 6 priorità. E ci siamo anche dati degli strumenti, sono stati preparati degli strumenti proprio per verificare la nostra celebrazione eucaristica, le nostre celebrazioni eucaristiche domenicali. Durante l'anno, in febbraio in particolare, abbiamo vissuto un momento, penso che molti di voi erano presenti, un momento per me è stato straordinario, di grazia. A Conegliano abbiamo ascoltato una proposta di Fra Goffredo Boselli, monaco di Bose, al quale avevamo mandato tutto il nostro materiale, che ha apprezzato e ci ha dato degli spunti perché le nostre celebrazioni eucaristiche siano il più possibile fedeli al mandato del Signore. Qui nel testo anche mi dilungo un pochettino nel ricordarlo, proprio data l'importanza, e ci ha parlato delle celebrazioni eucaristica come luogo di incontro con l'umanità di Cristo risorto, che diventa poi anche la norma della celebrazione, le celebrazioni eucaristiche come luogo e spazio di santità ospitale. Ecco, questo termine ha stupito e ha interessato, ha affascinato tanti, a cominciare da me. La celebrazione eucaristica è luogo di ospitalità, di santità ospitale, anzitutto quella del Santo di Dio, Gesù, che ci accoglie e ci ospita, ma anche quello della sua Chiesa, che deve essere capace di ospitare. E poi luogo di missione, e ha indicato, ricordate, anche delle metafore per indicare le persone che partecipano all'Eucaristia e che vivono l'Eucaristia come approdo, come pozzo, come soglia, come casa. Metafore quindi indicano, aprono un cammino magari non così meticolosamente precisato, però aprono, suscitano slancio. E intanto è proseguito il lavoro delle comunità parrocchiali, i quali a giugno entro giugno hanno mandato i loro risultati. Non tutte le parrocchie hanno mandato, ma tutte hanno lavorato, chi più chi meno, e le indicazioni sono state molto 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 belle, molto ricche, mettendo in evidenza alcuni aspetti acquisiti, in modo particolare la liturgia vissuta come incontro consolante, rigeneratore con Gesù, altri aspetti un po' lasciati in ombra, che si tratterà forse di riscoprire, la celebrazione eucaristica come luogo di riscoperta della comunità delle altre persone, o come luogo di accoglienza della vita e come luogo di rinvio nel mondo. Queste sono risultati un pochettino più povere, ma considerate ugualmente importanti. Ed è quando ci siamo trovati a giugno, nell'assemblea di giugno, sono venute fuori alcune indicazioni. Anzitutto di rimanere sul tema, di non passare ad altro, ma di far tesoro anche delle indicazioni emerse dal lavoro delle comunità cristiane e in modo particolare dalle suggestioni offerteci da Fra Goffredo Boselli. Da questo è nato il progetto di quest'anno pastorale, che abbiamo chiamato con il titolo Assemblea Eucaristica, luogo di ospitalità evangelica. Cerco di spiegarlo perché è un'espressione un po' nuova, nasce da quella suggestione, luogo di santità ospitale.
Ecco, sono stati soprattutto i lavori di gruppo svolti in assemblea che, stimolati dall'intervento di fratello Alfredo Boselli, hanno sottolineato l'urgenza di ritornare sul tema dell'ospitalità. Come Gesù nell'appuntamento dell'Eucaristia ci accoglie e ci ospita con totale apertura di cuore, come abbiamo visto nel brano di Emmaus, che abbiamo preso come icona biblica per il nostro cammino, così noi, comunità celebranti, in quanto assemblea eucaristica, dobbiamo riprodurre questa stessa ospitalità di Gesù verso di Lui, anzitutto accogliendolo nella nostra vita, tra di noi, riconoscendoci fratelli e stabilendo sempre nuovi rapporti nel segno dell'accoglienza, dell'ascolto, della stima, del perdono, verso chi si avvicina al momento eucaristico come cercatore di senso e di Dio, non ignorando nessuno, anzi facendoci prossimo a tutti, e più in generale ospitali verso la vita, verso le persone che incontreremo fuori della messa, soprattutto i poveri, perché vedano nella qualità della nostra ospitalità un segno dell'amore di Gesù per tutti. Quindi, se mi pare di fatto intuire questo, attorno a questo concetto di ospitalità noi abbiamo raccolto tanti stimoli, non solo stimoli chiusi nel trovarci bene fra di noi, ma stimoli che aprono a Gesù anzitutto, che aprono alla vita, che aprono a chi è in ricerca, che aprono ai poveri, ai bisognosi. Ecco, in questo senso allora noi ci siamo affidati anzitutto alla contemplazione del testo evangelico di Luca 24 e ci siamo mossi in questa tema, assemblea ed eucaristica, luogo di ospitalità evangelica con questa ricchezza di prospettive. Ci sono adesso i modi di realizzarla, questo cammino, e li spiegherà adesso il vicario. La terza parte, appunto, della lettera pastorale ha come titolo Proposte pratiche per attuare il cammino proposto. Ovviamente non c'è limite alla fantasia pastorale di tutti noi. Qui sono delle proposte che possono incrociare 1000 altre che voi potete avere. Allora, abbiamo elaborato delle schede per la lettura della lettera del Vescovo, per la lettura della meditazione su Emmaus. Scoprirete che la meditazione del Vescovo su Emmaus è molto densa. Meriterebbe in qualche occasione fermarci e attraverso una griglia di lettura con un metodo di lavoro appropriato accostare una parte più che un'altra, in modo che non ci si limiti a leggere, ma anche a riflettere, a fare uno scambio tra adulti nella fede, traguardando anche a qualcosa di pratico per quanto riguarda l'azione pastorale nelle nostre comunità. Allora, questo primo sussidio suggerisce la lettura ragionata della premessa e del testo evangelico e poi la lettura delle 4 parti che seguono secondo appunto le proposte del Vescovo. E questo è il primo sussidio. Come potrebbe essere utilizzato? Per esempio un incontro del consiglio pastorale, un incontro di gruppo di catechisti, cioè c'è la libertà di utilizzare questo materiale secondo questo schema di accostamento. C'è poi un secondo sussidio che è composto da 2 incontri. Abbiamo pensato che al di là della meditazione su Emmaus può essere utile riflettere su altri aspetti del Vangelo che sottolineano e testimoniano il tema dell'ospitalità.
abbiamo predisposto 2 testi per 2 incontri di riflessione e preghiera. Il primo ha come tema comunità cristiana, luogo di ospitalità reciproca. Il secondo incontro ha come tema comunità cristiana, luogo di ospitalità missionaria. E poi c'è un terzo sussidio che qui viene presentato e che sarà offerto a chi delle unità pastorali voglia utilizzarlo, e cioè gli uffici pastorali stanno lavorando in questi giorni per mettere a fuoco dei laboratori che trattino esattamente questo tema, la liturgia come spazio di ospitalità evangelica. E quindi proponiamo 3 incontri, 3 laboratori per giovani e adulti che vogliano rivedere, rivisitare, riappropriarsi un po' meglio del proprio vissuto liturgico, perché diventi occasione, possibilità di un rinnovamento della vita cristiana e soprattutto di questa dimensione della vita cristiana che è l'ospitalità. Questi laboratori sono offerti a chi vuole e pensiamo che sia bene svilupparli a livello di unità pastorale. Noi stiamo lavorando in queste settimane, però già dall'inizio di ottobre, se qualche moderatore attraverso il suo consiglio prende questo orientamento, è bene che contatti Don Mirko Miotto che coordina questa iniziativa dei laboratori. Sono laboratori che possono risultare utili anche in vista della formazione o del rafforzamento del gruppo liturgico e comunque a servizio di una più piena e attiva partecipazione alla liturgia da parte di tutta l'Assemblea. E poi c'è un quarto sussidio che è la bellezza di questa icona, che voi in qualche modo porterete a casa nel manifesto. E qui a me piace cedere adesso la parola a Nicla, la quale brevemente presenta l'icona che ha scritto. Questa presentazione che lei farà è contenuta nella lettera pastorale, ma è bello, mi sembra, in questo momento sentire dalla sua voce una presentazione adeguata. L'icona presenta l'incontro dei 2 discepoli di Emmaus con il risorto e ci invita a riflettere come nelle nostre assemblee eucaristiche domenicali possiamo vivere anche noi l'incontro con l'umanità di Gesù Cristo, un'umanità salvifica, un'umanità che raggiunge ciascuno di noi con le parole, con i gesti, con la compassione di Gesù. L'icona ci presenta il Cristo risorto e glorificato dopo la passione e la morte in croce. Il suo sguardo intenso è pieno di interiorità e penetra amorevolmente il cuore di chi, come i 2 discepoli, si dibatte nel dubbio e sta sulla soglia della sua esperienza di fede. La sua gloriosa figura emerge dallo sfondo d'oro, dallo splendore della luce divina, che è simbolo, attraverso il materiale impiegato l'oro, proprio della luce di Dio. Questa luce che mette in risalto il bianco taborico delle sue vesti, luminose
come i raggi del sole. Nelle mani sono evidenti i segni della passione, perché si realizzasse la preghiera al Padre. Padre, è giunta l'ora, glorifica il Figlio tuo, perché il Figlio glorifichi te. Gesù benedice il pane spezzato. È il suo corpo donato in remissione dei peccati di tutta l'umanità, passata, presente, futura. Con la mano destra benedice, anagrammando il suo nome, i misteri fondamentali della nostra fede e la sua duplice natura umana e divina. La spalla destra è attraversata dalla stola sacerdotale, striata d'oro come si conviene alla sua divinità. Egli è il sacerdote eterno, colui che il Padre ha inviato a compiere la missione salvifica nei confronti dell'umanità. Il discepolo di sinistra, Cleopa, ha già riconosciuto il Cristo risorto, perché, come dice il Vangelo di Luca, si aprirono i loro occhi e lo riconobbero. Con l'atteggiamento del volto e delle mani medita la meravigliosa esperienza di fede nel Cristo risorto. Il discepolo di destra, con gioia esuberante, tende le mani in un ampio gesto per accogliere il dono dell'Eucaristia. Prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Entrambi hanno la bocca chiusa, perché l'uomo non può che stare in adorante silenzio davanti al mistero che si rivela. Sopra la mensa un unico calice e un unico pane. Ad essi attingono i discepoli di Gesù, perché siano un cuor solo e un'anima sola, come il Maestro ci ha indicato e come ha pregato nella preghiera sacerdotale. Padre, non prego solo per questi, ma anche per quelli che per la loro parola crederanno in me, perché tutti siano una cosa sola, come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi una cosa sola in noi. La tavola del banchetto è riccamente adornata, essa è d'oro, perché il dono eucaristico fa parte del progetto eterno del Padre per l'umanità. Sopra l'oro è stato steso un velo di colore a significare la corporità umana, che vela e rivela la realizzazione del progetto divino. L'ampia costruzione di sinistra simboleggia l'Antico Testamento con la tenda del convegno sostenuta dalle spaziose arcate aperte, spalancate, perché evidenziano la lunga attesa messianica, la storia del popolo ebreo nel suo peregrinare fino al compimento della promessa con l'aiuto dei profeti, tra cui sono rappresentati simbolicamente attraverso le 4 arcate i 4 maggiori profeti, Isaia, Geremia, Ezechiele e Daniele. L'edificio di destra è simbolo del Nuovo Testamento. Nella sua linearità sono evidenti 4 grandi aperture arcuate, i 4 Evangeli, attraverso le quali è possibile accedere alla costruzione che rappresenta la Chiesa. Sopra i punti più alti degli elementi architettonici è steso un drappo rosso. Questo è un simbolo particolarmente presente in tutte le icone. Esso sta ad indicare che l'azione rappresentata avviene all'interno di un ambiente, all'interno di uno spazio. È lo spazio della santità ospitale di cui parlava il Vescovo, dove anche noi possiamo vivere e far vivere la liturgia eucaristica domenicale. L'intera esistenza di Gesù è stata una liturgia ospitale e anche le nostre liturgie sono chiamate a esserlo, perché Cristo risorto si fa cammino, presenza, prossimità benevola, ascolto, parola e pane spezzato. Come tutte le icone, anche questa in modo particolare ci parla di una presenza e ci fa un dono, il dono del messaggio teologico e liturgico che ci aiuta alla preghiera. Guardando l'icona, meditiamo sul brano del Vangelo,
e sentiamo ciò che ella ci vuole dire. Se nel nostro cammino di vita ci lasciamo avvicinare dal risorto, egli diviene il nostro compagno di viaggio sulle strade del vivere quotidiano, spezzando il pane con noi e per noi. Nell'Eucaristia egli diviene nostro cibo e nostra forza. Dall'Eucaristia attingiamo vigore per camminare, sia pure tra le prove della vita, nella certezza che egli è vivente e sempre presente accanto a noi, fino all'incontro con lui, quando lo vedremo faccia a faccia. E così il Dio con noi di Gesù Cristo diventa l'Io con voi del risorto, fino alla fine dei tempi. Ed è questa la pienezza della gioia che attingiamo dall'Eucaristia. Volevo terminare la mia comunicazione. Intanto ringraziamo di cuore Nicla per quanto ha scritto e quanto ha detto. Nicla, grazie di cuore. E volevo dire questo. Tutto il materiale, quindi la meditazione e la lettera pastorale, da lunedì lo trovate sul sito della diocesi. Come anche sul sito della diocesi trovate il calendario di tutte le attività pastorali che mano a mano vengono proposte e realizzate in diocesi nostra. Io ricordo in modo particolare per questo resto del mese di settembre la giornata diocesana del creato, distribuita in 3 giorni, 28, 29 e 30 settembre, a Pieve di Soligo. Poi l'appuntamento, il convegno per la vita consacrata, avremo con noi il cardinale Joan Bras de Avis, già venuto l'anno scorso e ritorna quest'anno. E poi ricordo un po' più in là, all'inizio di ottobre, la presenza del cardinale Gualtiero Bassetti il giorno 7 ottobre a Pieve, a conclusione del centenario del Beato Toniolo. L'ultima comunicazione la farà Don Andrea Dalcin, il quale racconterà un percorso fatto dal Consiglio Pastorale Diocesano lo scorso anno, l'esito di questo percorso che diventa uno strumento opportuno perché tutti noi accompagniamo tra poco il Sinodo sui giovani che avverrà in ottobre a Roma. Sicuramente ci siamo preparati nei mesi scorsi a questo evento, quello del Sinodo dei Vescovi sui giovani, la fede e il discernimento vocazionale. E se non ci siamo preparati abbiamo i prossimi giorni per farlo. E questo strumento ci può davvero aiutare, ce l'ho in mano, è stato consegnato e verrà consegnato in un numero limitato, ma possono essere richieste anche altre copie, a tutte le parrocchie. Come ha bene accennato Don Martino, si tratta dell'esito di un cammino che ha fatto il Consiglio Pastorale Diocesano. Ecco, il Consiglio Pastorale Diocesano si è preparato lo scorso anno, nei vari incontri, aiutato anche da un gruppo di giovani dell'unità pastorale di Cordignano. Insomma, sono stati incontri belli, fruttuosi, dove c'è stato un dialogo franco e anche costruttivo, a partire da questa domanda: come le nostre comunità parrocchiali, in modo particolare gli adulti delle nostre comunità parrocchiali, sono chiamati oggi ad accompagnare i giovani nella fede? È una domanda decisamente importante, però il Sinodo e anche questo piccolo strumento che viene offerto serve proprio a riportare al centro o rimettere in qualche modo all'attenzione delle nostre comunità parrocchiali questa domanda. Allora il Vescovo, insieme al Consiglio Pastorale Diocesano, al termine di questo cammino vi offre
quelle considerazioni, provocazioni e stimoli che sono state raccolte dopo questo percorso. Vengono offerte a voi, alle comunità parrocchiali, perché possiate fermarvi, riflettere su questo urgente e delicato tema che è quello dell'accompagnamento dei giovani nella fede. O voi mi potete dire che ci sono già un sacco di documenti, di libri sulla questione e che voi avete letto sicuramente tutti. Aggiungiamo anche questo documento perché oltre alla visione universale della Chiesa abbiamo bisogno anche di alcune sollecitazioni legate più al territorio, a quello che qui stiamo vivendo nella nostra Chiesa locale. Allora sul foglio troverete sicuramente indicati chi sono i destinatari di questo documentino, di questo strumento. I destinatari sono gli adulti, quindi non va dato in mano ai giovani. È per gli adulti, per noi che siamo qui questa sera. L'obiettivo, l'ho già detto, è quello di rimettere al centro delle nostre programmazioni la gioia dei ragazzi e dei giovani. Il documentino, strumento, è fatto scandito da dei verbi. Sono 5, 3A, 2F. Ascoltare, annunciare, accompagnare, formare e fare. Li leggete. Questi 5 verbi hanno poi anche delle piccole sottoindicazioni, sempre riferiti a questi 5 verbi. Questi verbi non sono impositivi o costrittivi, sono proprio degli stimoli, delle sollecitazioni che dobbiamo prendere come offerte regalate a noi dal lavoro che ha fatto il Consiglio Pastorale Diocesano. Sul sito della diocesi, e verrà inviato anche alle parrocchie, troverete anche un altro foglietto, che è questo che è quello che ho in mano, con delle indicazioni ulteriori a quelle che ho detto adesso per poter vivere bene sia l'uso di questo strumento, sia i prossimi giorni del Sinodo, che ormai è vicino e comincerà il 3 di ottobre e andrà avanti fino al 28 di ottobre. Per utilizzarlo al meglio, dunque, troverete questo file e potete scaricarlo e adoperarlo. Probabilmente anche i 2 di Emmaus, forse, erano giovani. Allora ci auguriamo un buon cammino anche del Sinodo, un buon cammino insieme. Ci avviamo alla conclusione e preghiamo insieme con la preghiera dell'anno pastorale. Ormai ogni anno è tradizione che compongo una preghiera sul tema dell'anno pastorale, la trovate nell'ultima pagina del sussidio di preghiera. La facciamo insieme. Signore Gesù, i discepoli di Emmaus, anche noi abbiamo bisogno che tu ti avvicini e cammini al nostro fianco. Abbiamo bisogno di ospitati nel tuo cuore, più grande dei nostri smarrimenti, delle nostre paure e delle nostre miserie. Anche noi ti diciamo: resta con noi perché si fa sera e il giorno ormai è al tramonto. Ardere il nostro cuore con la tua parola e apri i nostri occhi per riconoscerti nel tuo pane spezzato, perché anche noi possiamo narrare e mostrare a tutti quanto ci hai donato di vivere in compagnia con te. O Gesù, con il dono del tuo Spirito, fa che il nostro ritrovarsi attorno a te, domenica dopo domenica, cresca sempre più come esperienza di spiritualità ricevuta e donata. Fa che le nostre assemblee eucaristiche siano casa di accoglienza ospitale per ognuno che vi partecipa, perché possiamo poi a nostra volta nella vita quotidiana e verso tutti offrire ospitalità accogliente ed evangelica. Maria, Madre nostra, intercedi per noi. Amen. Prima della benedizione conclusiva, un
un avviso bello, mi pare che sia bello, domenica prossima, qui alle 4 ci sarà un'ordinazione diaconale, due ordinazioni diaconali. Qui davanti a me uno, Franco, e Claudio, non so dove sia, penso che siano tutti e due qui. È un momento bello della nostra comunità diocesana. Abbiamo avuto 2 preti novelli in giugno, abbiamo 2 diaconi permanenti che qui adesso a fine settembre. Ringraziamo il Signore per questo dono, invochiamo il Signore che sostenga e incoraggi ulteriori risposte, perché ne abbiamo bisogno di ministri ordinati. Intanto gioiamo per questa ordinazione. Chi può, gradite la presenza, perché è un evento diocesano. Mi pare che siano eventi che meritano di essere conosciuti e partecipati. Concludiamo con la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. Il Padre dal quale procede ogni paternità in cielo e sulla terra vi conceda di essere rafforzati con la potenza del suo Spirito. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Nel nome del Signore andate in pace. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii Eve, ad te suspiramus, gementes et flentes, in ad lacrimarum vale. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc ex